danni per vandalismi sui bus, gli autisti in rivolta per continui attacchi dei ragazzi sempre più giovani e spesso dei genitori che li spalleggiano con i loro avvocati. L'allarme della categoria in provincia di Treviso. 85enne finisce con l'auto in un canale, 2 ciclisti di passaggio si tuffano e salvano l'anziano al volante, il gesto a Battaglia Terme. Botte, soprusi e minacce di morte alla compagna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 32enne padovano dopo le denunce della donna. 3 predoni arrestati, 1 denunciato, sgominata dai carabinieri, banda di albanesi specializzata in furti negli appartamenti tra Polesine e Padovano. Sicurezza, oltre 2 milioni di euro al Veneto per aumentare la rete di telecamere intelligenti lungo i principali assi stradali, l'annuncio del sottosegretario all'interno Prisco a Preganziol. Temperature giù, primi fiocchi in montagna, nelle prossime ore anche gelate, dalla mezzanotte stato di attenzione per nevicate in Veneto, interessate anche l'area pedemontana e alcune zone della pianura. Dopo le lezioni aperte a tutti nel primo semestre, a Padova il test d'ingresso per proseguire gli studi dell'area medica, è la prima volta dopo la riforma che ha abolito il numero chiuso. Madonna della Salute, domani la cerimonia a Venezia, attesi migliaia di fedeli, Antena 3 seguirà in diretta la messa con il patriarca Moraglia, appuntamento dalle 9:45. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto e dunque i conducenti di scuola bus di Confartigianato Marca Trevigiana sul piede di guerra di fronte ai continui episodi di violenza e vandalismo a bordo dei loro mezzi. Nasce una campagna di sensibilizzazione che è rivolta anche ai genitori di questi ragazzini. L'autista aveva ripreso 3 ragazzini delle medie perché appunto alzavano le mani all'interno dello scuolabus e ha fatto questa segnalazione alla scuola, la scuola l'ha passata al comune perché è il comune che è responsabile del servizio scolastico e hanno sospeso il servizio scolastico per questi 3 ragazzini per 3 giorni. Il giorno seguente è arrivata la lettera dell'avvocato alla famiglia per chiedere la reintegrazione all'interno dello scuolabus. Questo è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo riportato da un autista di scuolabus della Marca, Davide Baldoin, presidente degli autobus operator di Confartigianato. Ma sono pressoché quotidiani i vandalismi e le violenze a bordo dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico per i ragazzini di elementari e medie. Un fenomeno monitorato dalla categoria che evidenzia subito un aspetto: si sta progressivamente abbassando l'età di chi si rende protagonista di questi atti, 12-13 anni, anche se ci sono casi pure tra i bambini delle elementari. Prese in giro, liti, mani che si alzano tra compagni e poi ci sono i vandalismi a bordo di mezzi sempre più attrezzati e moderni che costano tra i 130 e i 150 mila euro. Ogni anno facciamo la conta dei danni perché vengono vandalizzati i sedili piuttosto che le tendine, questi ragazzi, i martelli per la rottura dei cristalli in caso di emergenza spariscono, ma stiamo parlando di bambini, di ragazzini, è quello che ci stupisce, che ci lascia un po' l'amaro in bocca. Che danni contabilizzate a fine anno? È possibile fare una stima più o meno? Ma guardi, noi per ogni scuolabus grosso modo spendiamo 3.000 euro l'anno. Autisti sempre più soli, in prima linea, con un ruolo che non è più solo quello del conducente. Devono essere anche controllori, devono essere educatori, cioè anche all'interno dello scuolabus. Fa parte sempre di un programma scolastico. A questo si aggiunge la poca collaborazione delle famiglie. Proteggono questi ragazzi di fronte a tutto, davanti all'evidenza, davanti a queste situazioni e capisco che anche il Comune abbia una difficoltà a gestire queste situazioni. Spesso cosa succede? Che quando i nostri conducenti, i nostri autisti riprendono, alzano un po' la voce per mettere ordine, i ragazzini riportano a casa il fatto, quello che è accaduto, e spesso l'autista riceve un richiamo da parte del comune. Confartigianato ha dato vita ad una campagna di sensibilizzazione perché sia maggiormente riconosciuto e tutelato il valore sociale ed educativo della categoria che, come altre e anche per colpa di queste delicate dinamiche, soffre la mancanza di personale. Per noi è un grosso problema, noi abbiamo già difficoltà nel reperire persone che vogliano svolgere questo tipo di servizio. E in più si trovano appunto disarmati davanti a queste situazioni. E andiamo adesso invece al gesto eroico compiuto da 2 cittadini lungo il canale Battaglia. Un'auto finisce in acqua, i 2 si tuffano senza esitazioni, siamo nel Padovano.
Tragedia sfiorata lungo il canale Battaglia in direzione di Montegrotto Terme, evitata solo grazie all'intervento eroico di un 32enne. Immagini drammatiche che mostrano un uomo di 85 anni che resta intrappolato nella sua auto finita nell'acqua. In quel momento, lungo la stretta strada arginale, transitavano alcuni ciclisti e uno di loro, nel giorno del suo 32esimo compleanno, e poi un altro, senza esitazioni, si sono tuffati, liberando la vittima e portandola in salvo. L'auto poco dopo è completamente affondata. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, mentre i soccorritori del SUEM hanno trasportato l'85enne in ospedale per accertamenti. In corso i rilievi per capire il motivo per cui sia finita in acqua l'auto, che potrebbe semplicemente essere scivolata sull'argine. E rimaniamo nel Padovano con un altro caso di codice rosso, una donna minacciata di morte quotidianamente dal compagno a cui è stato imposto l'uso del braccialetto elettronico. Le rendeva la vita un inferno, al punto tale da arrivare a spingerla contro la ringhiera del terrazzo di casa, minacciandola di gettarla al suolo semplicemente perché voleva uscire con la sorella o con un'amica. Le minacce di morte, le botte e gli insulti erano all'ordine del giorno per una donna padovana che dopo mesi di soprusi e violenza ha denunciato tutto ai carabinieri di Lozzo Attestino, che su ordine della procura di Rovigo hanno disposto l'allontanamento da casa e il braccialetto elettronico per un 32enne padovano, suo compagno. I maltrattamenti duravano da marzo ed erano iniziati poco dopo l'inizio della convivenza, prima a Padova e da settembre in un appartamento di Lozzo Attestino. Il 32enne, geloso in modo ossessivo, la insultava e la picchiava controllandole il telefono, impedendole di vedere amici e parenti e di uscire di casa. Schiaffi, pugni, sputi e calci e il cellulare sequestrato per non farle chiedere aiuto. Durante un litigio la stava per spingere giù dal terrazzo. La donna è riuscita a salvarsi e contattare i carabinieri e denunciare l'uomo. Per il 32enne, oltre all'allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento, è stato disposto l'utilizzo del braccialetto elettronico. 3 cittadini albanesi tra i 30 e i 50 anni sono stati arrestati e un quarto denunciato per favoreggiamento in un'indagine dei carabinieri di Adria contro una banda dedita ai furti in appartamento la cui base era a Pianiga, nel Veneziano, in un alloggio ricavato al piano rialzato di un'ex distilleria. L'indagine era partita dopo un furto in abitazione avvenuto in ottobre in provincia di Rovigo. Sono stati ricostruiti i movimenti della banda che parcheggiava le auto a Vigonza per poi raggiungere la base a Pianiga e iniziare le scorribande. Al gruppo è attribuito anche un furto in abitazione a 2 Carrare nel Padovano, durante il quale l'auto dei ladri è uscita di strada ed è stata abbandonata, consentendo una svolta nelle indagini. I 3 indagati sono stati arrestati e la procura di Padova ha convalidato il fermo e la detenzione in carcere. Importanti novità per il Veneto sul fronte sicurezza, annunciarle oggi a Preganzioli. Il sottosegretario all'interno Prisco in visita agli attivisti del gazebo di Fratelli d'Italia per le elezioni regionali. Oltre 2 milioni di euro al Veneto per aumentare la rete di telecamere intelligenti lungo i principali assi viari regionali. È il nuovo provvedimento del governo sul fronte sicurezza annunciato dal sottosegretario all'interno Emanuele Prisco a Preganzioli. Quello dei furti è un problema importante, su questo abbiamo fatto anche uno stanziamento importante di risorse da coordinare con le regioni proprio per potenziare la rete anche in Veneto di videosorveglianza sulle strade principali, perché spesso non sono criminali autoctoni ma criminali che vengono da fuori a rubare in Veneto. Proprio un sistema di controllo delle vie di comunicazione principale con la lettura targhe sarà da qui a breve messo in campo insieme a Regione Veneto ed ha l'obiettivo proprio di limitare e scoraggiare questo tipo di attività criminali. Ad accompagnarlo il vice sindaco di Montebellune, candidato in regione, Claudio Borgia, che in segno di distensione dopo le recenti polemiche a Treviso ha portato il sottosegretario al vicino gazebo della Lega per ribadire la competenza del centrodestra anche nella Marca sui temi della sicurezza, zone rosse comprese. Le zone rosse funzionano benissimo, hanno permesso di controllare oltre 2 milioni di persone in Italia, hanno consentito di facilitare le espulsioni che sono di molto aumentate, oltre il 50% rispetto all'anno precedente quest'anno. Tutto quello che serve lo vogliamo fare anche aggredendo questo nuovo fenomeno delle baby gang. Alcuni sono ragazzi e in questo senso vanno i provvedimenti per garantire anche una maggiore responsabilizzazione delle famiglie, altri sono dei delinquenti e come tali devono essere
essere trattati. Infine, tra i provvedimenti avviati dal Ministero dell'Interno ci sono importanti novità per i vigili del fuoco. Abbiamo dato via la più grande sostituzione di mezzi in epoca repubblicana, una nuova fase per le sedi, i nuovi contratti, è prossima a partire a giorni l'iter per il decreto legislativo di riforma del Corpo Nazionale per farlo ancora più efficiente, ancora più all'altezza dei tempi, dotato delle migliori tecnologie, essendo incontrovertibilmente da 14 anni l'istituzione più amata dagli italiani. La rete degli studenti medi del Veneto e l'Unione degli Universitari di Padova, Verona e Venezia hanno presentato la piattaforma Una Regione per studiare per le prossime elezioni regionali. Abbiamo piacere di parlare con chiunque si sia candidato per queste regionali per dare anche la visione di studenti e studentesse di quella che vorremmo come regione. L'incontro è davanti all'Università di Padova con il candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo, che lo scorso luglio aveva scelto di iniziare la sua campagna elettorale proprio con un incontro con gli studenti universitari. Arrivati da tutto il Veneto, i rappresentanti degli studenti di UDO e Rete Studenti hanno esposto a Manildo le loro proposte e i problemi che affrontano quotidianamente, a partire dalle borse di studio insufficienti. C'è necessità di residenza pubblica e accessibile, perché poi il punto non è soltanto finanziare gli spazi, gli alloggi, ma è anche come ci si fa accesso all'interno di questi spazi. Il costo dello studiare nella nostra regione è sempre più elevato, si parla anche di caro libri, caro scuola più in generale. Le famiglie devono poter mandare i loro figli a scuola. Solo a Padova sono quasi 2.000 gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio in prima assegnazione, diritto anche ad un alloggio pubblico e agevolazioni nei trasporti con il biglietto unico sono le richieste degli universitari. Noi chiediamo in realtà da anni alla Regione Veneto un biglietto unico integrato che non è stato fatto e chiediamo soprattutto un investimento forte nel rafforzare quelle che sono le linee, gli orari dei bus, l'intermodalità anche tra mezzi diversi. Chiediamo un tavolo permanente di confronto sulla situazione del trasporto pubblico con gli studenti. A Manildo gli studenti hanno consegnato il riassunto di quello che hanno concentrato in una piattaforma di proposte per agevolare il diritto allo studio. Mi piace che ci sia questa piattaforma da parte dei ragazzi e degli studenti che evidenzi le azioni che devono essere fatte con un'attenzione al diritto allo studio, perché una regione che guarda al futuro deve interpretare e concretizzare insieme ai ragazzi, quindi una partecipazione attiva di proposte, deve concretizzare le loro giustissime richieste. Novità invece in casa UDC, il partito torna alla ribalta con i propri candidati proprio alle regionali, ma anche in Consiglio Comunale a Padova, dove Luigi Tarzia fonda un nuovo gruppo. È il ritorno dell'UDC con le proprie liste alle regionali e con un proprio gruppo dopo 10 anni, anche nel Consiglio Comunale di Padova. Luigi Tarzia, infatti, eletto con la lista Giordani 8 anni fa, dopo essere passato al gruppo misto, ora crea il gruppo UDC e si presenta anche come candidato consigliere alle regionali. L'obiettivo è soprattutto quello delle elezioni a Padova nel 2027. Le prospettive sono per il 2027 per la città. Io adesso ormai sono in opposizione e quindi dovrò relazionarmi con i consiglieri di minoranza e cercheremo di creare le condizioni per avere un futuro migliore. Un gruppo tra l'altro ufficializzato proprio 2 giorni prima delle elezioni regionali. Ma è giusto che sia così, insomma, no? Anche perché diversamente io ero presidente del gruppo consigliare misto, i colleghi giustamente mi hanno chiesto che intenzioni avevo, anche perché correndo con l'UDC era improponibile che io rimanessi come presidente del gruppo misto. Oggi entra nell'UDC e quindi l'UDC si pone in minoranza rispetto all'attuale amministrazione e quindi su questo cominceremo a lavorare per il prossimo futuro, per il governo della città. Un consigliere in meno dunque in maggioranza per il sindaco Giordani, con la prospettiva di fare il rodaggio in vista delle elezioni per il sindaco nel 2027. Lasciamo la pagina politica. Dopo le elezioni aperte a tutti nel primo semestre, all'Università di Padova si è svolto il test d'ingresso per proseguire gli studi dell'area medica. È una prima volta a tutti gli effetti. Erano 32.519 gli studenti iscritti al primo test per i corsi di medicina, veterinaria e odontoiatria per coronare un sogno e proseguire gli studi dopo il primo semestre aperto a tutti nelle università di Padova e Treviso. La seconda prova, per chi non superi questa o per chi rifiuterà il voto, sarà il 10 dicembre. Sono 3 prove, una di seguito all'altra per gli esami di fisica,
chimica e propedeutica, biochimica e biologia, e sono fatte di seguito 45 minuti per rispondere ai 31 quesiti, un quarto d'ora per la consegna, ripartire e anche rilassarsi un momento. È la prima volta che viene applicata la riforma voluta dal ministro Bernini, che prevede l'accesso libero ai corsi dell'area medica e l'abolizione del numero chiuso e del test d'ingresso, sostituito da un percorso formativo di 6 mesi. Nessuna criticità nell'erogazione, è stato impegnativo organizzarlo perché ci siamo trovati a dover gestire, dicevo appunto, 3.500 studenti, li abbiamo divisi in 6 canali, più o meno da 600 studenti ognuno. Abbiamo avuto problema di disponibilità di spazi, non abbiamo potuto fare lezioni in presenza se non nelle prime 4 settimane. Era nuovo per tutti questa metodologia di ingresso, quindi lo sforzo è stato per accompagnare gli studenti. Gli oltre 3.000 studenti iscritti sono stati distribuiti in una quarantina di classi e 6 sedi. L'esito dell'esame verrà pubblicato entro il 3 dicembre. Primo assaggio d'inverno in Veneto. La scorsa notte la neve ha imbiancato alcune aree del Bellunese come il passo Campolongo, il passo Durano, il passo Falzarego, mezzi spargisale e spazzaneve al lavoro. Intanto la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dalla mezzanotte fino alle 12 di domani. Il meteo regionale prevede per la prima parte di domani modeste nevicate sulle zone montane e pedemontane, in genere fino a quote collinare, localmente e a tratti anche più in basso nei settori prealpini dove non si escludono lievi accumuli. Sulla pianura interna sarà possibile qualche episodio di neve mista a pioggia in occasione di eventuali rovesci. Domani Antenna 3 seguirà in diretta dalle 9:45 le celebrazioni per la festa della Madonna della Salute a Venezia. Ci collegheremo con la Basilica per la messa solenne presieduta dal Patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, che trasmetteremo integralmente. Appuntamento dunque domani, davvero da non perdere, dalle 9:45 su Antenna 3. È tutto per questa edizione, adesso le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.